2023 dello Stockholm Water Prize. Questo prestigioso riconoscimento viene definito al pari di un Nobel per l'acqua e ogni anno viene assegnato a uno studioso o una studiosa che abbia raggiunto traguardi scientifici significativi nel campo di studi dell'idrologia e non solo, in generale con studi relativi all'acqua. Siamo quindi in collegamento con il professor Rinaldo. Buonasera professore, grazie di essere in collegamento con noi. Lo scienziato veneto Andrea Rinaldo, il quale nell'ambito dell'Ateneo Padovano cerca risposte sui temi legati all'ambiente e alle risorse idriche, è stato onorato dal ricevere il Nobel dell'acqua per mano di Re Carlo XVI Gustavo di Svezia. Si tratta di un'onorificenza assegnata dallo Stockholm International Water Institute in collaborazione con l'Accademia Reale Svedese a persone o organizzazioni che si distinguono per i risultati ottenuti a seguito di ricerche sull'acqua. Per il professore sono giunte quindi le congratulazioni da parte del Presidente della Regione Veneto, che ha ricordato che l'acqua impatta sulla società e sull'economia, mutando con grande rapidità contesti e situazioni, creando impatti importanti se manca o se è troppa, passando dalla siccità agli allagamenti, come è successo da un anno a questa parte. In quest'ambito le ricerche e gli studi internazionali del professor Rinaldo, conclude Zaia, rappresentano un valore aggiunto per la nostra terra, per una gestione sempre più sostenibile e sicura dell'acqua. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373 per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com.